Che è una manifestazione che coniuga perfettamente il meraviglioso territorio veneto, le nostre aree naturali protette e il parco naturale dei Colli Euganei che sta nel cuore della nostra regione, con l'attività sportiva che per noi rappresenta una vera e propria evocazione da Veneti. Il Veneto è una palestra a cielo aperto e i Colli Euganei si prestano perfettamente a svolgere manifestazioni come queste legate alla mountain bike, legate al mondo del ciclismo. Sarà una bella occasione per far conoscere ancora di più e sempre a più persone la bellezza dei nostri Colli Euganei, le eccellenze che vengono prodotte da un punto di vista enogastronomico, culturale, delle nostre intelligenze in un territorio come questi, che rappresenta pienamente il Veneto dello sport, il Veneto che vuole vivere lo sport attraverso le grandi manifestazioni sportive. Partecipate sempre di più perché noi vogliamo in questa strada investire molto. Valorizzazione del territorio, una 3 giorni fatta sui Colli Euganei, 3 comuni importanti dei Colli Euganei, dove si coniugherà il tempo libero, lo sport, l'aria aperta, lo stare all'aria aperta, il contatto con la natura, perché è un paesaggio straordinario, un luogo straordinario come quello dei Colli Euganei, riserva MAB UNESCO della biosfera dal 2024, quindi un grande riconoscimento e manifestazioni come queste, che sono anche a livello molto alto dal punto di vista ciclistico, dal punto di vista agonistico, attirano ulteriormente degli appassionati, ma attirano anche delle altre persone che magari poi vogliono passare un po' di tempo libero all'aria aperta respirando un'aria pulita. Noi siamo felicissimi di ospitare la seconda tappa di questa XC dei Colli Euganei, del Parco Colli Euganei, che ovviamente è una manifestazione che tende a valorizzare ancora maggiormente il nostro patrimonio naturalistico. Come ho sempre detto, noi abbiamo questa ricchezza proprio naturale, che è questa palestra a cielo aperto che ci consente di ospitare diversi eventi, tra cui appunto quella della mountain bike, che è un evento anche estremamente ecosostenibile, perché poi questi sono tutti i corridori ciclisti che sono assolutamente rispettosi dell'ambiente naturale. Come amministrazione comunale ovviamente noi sponsorizziamo sempre e aiutiamo tantissimo questo tipo di manifestazioni per la ricaduta territoriale, turistica del nostro bacino termale, per i nostri alberghi, per la nostra ricettività molto importante. Ancora di più in questo caso noi siamo contenti di fare sinergia con altri 2 comuni del nostro territorio come Teolo e Galzignano Terme, e ovviamente anche di unire le forze e le nostre energie con il Parco Colli Euganeo. Penso che il lavoro di squadra possa ritenersi già da quest'anno molto importante e credo che getti delle basi molto ma molto importanti per il futuro. L'XC Colli Euganei appunto è una manifestazione ciclistica agonistica che si eseguirà nel Parco regionale dei Colli Euganei. Ricordiamo il nostro parco, il parco fondato nel 1989, il primo parco nel Veneto e anche il più popolato. Le nostre peculiarità sono appunto il paesaggio, la natura, la biodiversità, e noi siamo onorati di ospitare questa importante manifestazione ciclistica, una manifestazione ciclistica che ci darà l'opportunità di mostrare ai numerosi ciclisti, ai numerosi sportivi, le nostre bellezze del nostro paesaggio, della nostra natura, ma soprattutto anche la nostra capacità ricettiva, e ci darà la possibilità appunto a molti turisti di entrare a contatto con le nostre peculiarità enogastronomiche conosciute in tutta Italia e in tutto il mondo e con le genti euganee. È una manifestazione appunto che si svolgerà appunto grazie alla sinergia tra enti, per cui anche la regione, la provincia, l'ente parco regionale dei Colli Euganei, i comuni, e questo darà la possibilità che la manifestazione si svolga nell'interesse appunto dello svolgimento dell'attività sportiva, ma anche e soprattutto per la salvaguardia del nostro habitat, che è molto importante. Si parte con questo XC Parchi dei Colli Euganei con 3 tappe. La prima è proprio domenica prossima, quindi il 23 di febbraio a Teolo. Ci sarà poi l'appuntamento a Villa Draghi di Montegrotto Terme il 6 di luglio, per chiudere poi il 28 di settembre in quella di Galzignano Terme. Sono 3 gare dentro il circuito della Federazione Ciclistica Italiana. Tra l'altro la prima gara sarà anche tappa di Veneto Cup, che è un circuito molto prestigioso per le categorie giovanili e non solo, e sono delle gare che di fatto raccolgono tutte le categorie della Federazione Ciclistica Italiana, quindi si parte dai ragazzini di 12-13 anni fino ad arrivare ai master
più maturi, perché mi piace chiamarli così, quindi atleti anche di 50-60 anni. In tutto questo ricordiamo che la disciplina è il mountain bike cross country olimpico, quindi una disciplina che sta formando i giovani poi ad avere dei professionisti per le Olimpiadi, ma forma anche dal punto di vista di scuola di vita.